Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, domenica 8 settembre. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio Meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, ha diramato un'allerta maltempo, previsto il passaggio di un intenso impulso perturbato tra il pomeriggio di oggi domenica 8 e la mattina di domani lunedì 9, con probabili precipitazioni estese anche temporalesche, caratterizzate da forti rovesci e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con criticità arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio temporali. La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione ai possibili rischi e di adottare i corretti comportamenti di autoprotezione. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Siamo con Alessandro Dare, presidente Ascom, che patrocina questo evento, organizza questo evento. Quinta edizione vuol dire che è un'edizione, una manifestazione che piace. Sì, è una manifestazione che piace, che cresce, che sta aumentando anche di spessore, molti artisti anche da fuori vengono e una grande soddisfazione quest'anno l'abbiamo avuta perché abbiamo avuto anche il patrocinio dalla regione e quindi vuol dire che stiamo crescendo. Un plauso grande va agli organizzatori perché noi come Ascom facciamo da sponsor e da supporter, però ci sono delle persone che si dedicano anima e corpo a questa manifestazione. Noi lavoriamo a fare crescere sempre di più e coinvolgere, siamo partiti da Chioggia Riva Bene i suoi colori e vorremmo farla diventare Chioggia i suoi colori in modo che farla diventare una kermesse molto importante, ecco, quello sì. Sì, già adesso molti artisti si sono spostati verso il Corso del Popolo, però la massa è sull'angolo più caratteristico di Chioggia, certo, che è proprio Rivavena. Però sapendo cercare, Chioggia ha dei scorci bellissimi che magari anche i primi fra tutti a non conoscere siamo noi chioggioti. Esatto. E io ogni volta che faccio una camminata in mezzo alle rive, in mezzo alle calli, vedo dei scorci bellissimi che non me ne ero mai accorto, anche se è una vita che lavoro a Chioggia. Diciamo che questa manifestazione può aiutare a far conoscere anche ai chioggiotti la propria città. Certo, e soprattutto è una crescita culturale della nostra città, che Chioggia ha sempre avuto, e tu lo sai, ha sempre avuto una scuola di pittori importanti che negli ultimi tempi era andata un po' scemando e l'intento nostro è anche quello di far ricrescere i giovani, che ce ne abbiamo tanti e di bravi, farli valorizzare per quello che valgono. Infatti anche in questa edizione hanno partecipato 2 ragazze giovanissime. Ho visto, mi fa molto piacere, quindi questo è importante, ricoinvolgere i chiogiotti alla cultura. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Nei giorni scorsi in Sala Lampadari nel municipio di Chioggia l'amministrazione comunale e l'associazione Le Tegnue hanno avuto un interessante incontro con per tema interessanti argomenti che riguardano direttamente e indirettamente la candidatura delle Tegnue di Chioggia a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, il progetto regionale per la raccolta delle reti nelle aree di ripopolamento e il progetto nazionale ISPRA-PNRR. Si è discusso inoltre della stesura di un regolamento per le immersioni subacquee.
L'incontro ha mostrato una forte disponibilità di collaborazione tra tutti gli interessati, evidenziando che l'associazione necessita di accedere a una migliore comunicazione con gli enti coinvolti nel progetto. All'incontro erano presenti il sindaco Mauro Armelao, l'assessore all'ambiente Serena De Perini, l'assessore all'urbanistica Maria Rosa Bosco-Lucchio, insieme al presidente dell'associazione Le Tegnue Piero Mescalchin, il vicepresidente Enzo Boscolomeo e i consiglieri Elio Dall'Acqua e Giuliano Boscolomeo. Il riconoscimento UNESCO conferirebbe a Chioggia un primato mondiale in ambito marino, ha affermato il sindaco, e il presidente dell'associazione Le Tegnue ha messo a disposizione la sua esperienza proponendo anche un protocollo di collaborazione che sarà siglato a breve. Il sito avrebbe un potenziale turistico enorme, rivolto soprattutto ai paesi nord europei, ha sottolineato il presidente di Federalberghi Cegion. Il consigliere dell'associazione Le Tegnue Elio Dall'Acqua ha proposto che il sito per la raccolta delle reti dismesse venga posto in un'area funzionale all'interno dell'area mercatale, presso il mercato ittico di Chioggia. Ciò faciliterebbe la collaborazione dei pescatori nel portare le reti a terra, tutelando l'ambiente marino. Siamo con Antonello Dacciosa, Antonello De Ambrosi, davanti alle sue sculture che sono tutte quante realizzate in materiale riciclato, materiale di recupero, plastiche, legna, eccetera. Raccontami come, prendiamone una a caso perché sono tutte quante molto belle, molto particolari. Immaginatevi di essere in mare, con la testa sotto il mare, sotto l'acqua, di vedere un ponte di Venezia, con la rana pescatrice che viene fuori, la parte bassa, la parte del Colosseo, le vivacità del mare, e qui rappresenta la Magna Grecia. È tutto un pezzo scolpito. Un pezzo scolpito in legno, recuperato dal mare. No. In questo caso non è recuperato. Ho fatto il mare ma non è dal mare. Ok. Quella della violenza delle donne, mostrami quella della violenza delle donne. La violenza delle donne è questa. E questo è legno lo stesso, una radice scolpita che ha rappresentato un po' l'urlo di dolore dall'uomo con la catena che ha per la donna. Più ci sono esattamente gli urli. L'ultimo personaggio che è venuto fuori adesso con la donna incinta, e c'è le donne di Botero, che sono le donne che sono quelle grosse. Le false magre. Le false magre. Però ne hai fatte due in occasione cioè per ricordo delle Tegnue. Sì, 1 e 2. Questo è l'ambiente dove la seppia deposita la uova. E quella la seppia gira intorno alla tenua, si può dire. Molta fantasia mi sembra di vedere. Questo è esattamente il DNA del mare. Il DNA la catena del DNA si riconosce immediatamente. Racconta. Quanto tempo ci vuole ma come nasce una scultura tua? Nel senso, vedi il pezzo di legno e ti ispira? Sì, vedo il pezzo di legno e mi ispira. Non parti da un tema, da dire voglio descrivere questo? No, non parto dal tema, ma viene da solo. È come la storia di Pinocchio, no? Io dopo mi lavoro con il legno, parlo con il legno e lui mi dice cosa devo fare. Ok, probabilità che esca anche un Pinocchio? Già fatto. E lo tengo proprio in riserva quello. Nel tuo studio studio, sì. Che è in canale San Domenico, per chiunque ti volesse venire a trovare, uno studio che è un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Esatto. Sono tutti crocifissi, lo sai? Lo so, io l'ho già visto, ma invitiamo tutti coloro... Ci sono dei quadri molto particolari che innovazione dell'arte, di quadri lavorati con i tappi delle bottiglie, sciolti. E poi lavorati come la pittura. Sciolti e stesi a spatola. Esatto. Col colore del tappo.
E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, domenica 8 settembre, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Vi saluto e vi ringrazio. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuovissima app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti e buona domenica.